vedo tanto complottismo. Allora, io rispetto le idee di tutti, anche di chi sostiene che il virus non esiste, però da qui a passare alle minacce e alle offese penso che ne passi molto, no? Vedo che c'è sempre questo atteggiamento che non si può sottoscrivere. È quasi uno sfogo quello del governatore Luca Zaia nell'intervista rilasciata in esclusiva alla nostra emittente. Sul Covid-19 c'è troppo complottismo e spesso si esasperano i toni. Per Zaia però i fatti sono ostinati. Io so semplicemente che se non ho una terapia intensiva allestita o non ho una terapia subintensiva, c'è il rischio che qualche persona perda la vita. Lo dicono, no, le terapie intensive sono una cura invasiva che fanno perdere la vita. A me non risulta sia questo, almeno da quello che ci dicono i nostri clinici. E Zaia porta un esempio su tutti. Abbiamo avuto Boris Johnson che ha fatto lezione a tutti, no? Ce lo ricordiamo i primi giorni, che voleva l'immunità di gregge e che era tutta una farsa. Alla fine è finito lui in terapia intensiva. Ma poi quando è uscito non è che ha detto mi hanno applicato la terapia intensiva, sono dei criminali, ha detto me la sono vista brutta, pensavo di morire. Cioè, questo ha detto. Quanto al virus, il governatore conferma come stia cambiando pelle, nuovi ceppi come quello dalla Serbia sono più aggressivi e dicono che l'emergenza non è finita. Oggi diciamo che il virus, come ho detto io, non ha più un mitragliatore, ma è un ottimo cecchino. Un cecchino, rimanendo nella metafora, che sta cambiando bersagli. Vedo giovani di 25-26 anni che entrano in ospedale contagiati, vedo tante storie personali che non sono più, me lo lasci dire, mi perdoneranno gli anziani, degli anziani che avevamo durante il periodo di crisi, allora vuol dire che qualcosa sta cambiando anche nel virus, che si sta scegliendo degli ospiti diversi rispetto a prima. E restano i più fragili, l'elenco è lungo. Dovreste andare a intervistare le persone immunodepresse, i genitori che hanno dei figli immunodepressi, dei bambini che non possono prendersi questo virus, i malati oncologici. Intervistate Sammy Basso, che non è un malato oncologico, ma mi è venuto in mente adesso. Intervistate Sammy che vi dirà, lui ha ringraziato per il lockdown, eccetera, dicendo non mi posso permettere di prendere il coronavirus. Io penso che noi abbiamo l'obbligo morale di mettere in sicurezza tutte queste persone che non possono prendersi il virus.